Care Aquile, si apre un nuovo anno, il 2020. Sapremo già che verremo chiamati alle urne, non soltanto per il rinnovo di alcuni consigli comunali in regione, ma soprattutto perché saremo chiamati a votare per un referendum quest'anno, esattamente un referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Abbiamo voluto invitare qui oggi all'Aquile Libere l'avvocato Luca Campanotto, appunto per affrontare questo argomento, questo referendum. Avvocato, di cosa si tratta questo referendum? È simile al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016. Sembra quasi di rivedere un film già visto, per molti versi. Nasce dalla proposta di riforma del Movimento 5 Stelle per il taglio dei seggi parlamentari, per la precisione, di più di un terzo, il 37% per la precisione, sia alla Camera sia al Senato. È una proposta di riforma costituzionale che però non ha raccolto i 2/3 del consenso delle Camere e quindi i parlamentari dissenzienti hanno ritenuto opportuno fare una specie di appello al popolo chiedendo il voto popolare, che potrà essere tendente a far entrare in vigore questa riforma nel caso del sì o a bloccarla nel caso del no. Esiste il quorum del 50% più 1 in questo referendum? Allora, di quorum ce ne sono due nei referendum, di solito parlo dei referendum ordinari abrogativi. Questo però è un referendum diverso, questo è un referendum costituzionale. Il quorum costitutivo non è previsto e quindi, indipendentemente dall'affluenza alle urne, l'esito della consultazione avrà in ogni caso efficacia. Deve essere chiaro che chi non va a votare lascia decidere agli altri e che questo referendum non sarà affatto inutile in ogni caso, indipendentemente dalla partecipazione della gente. Esiste un unico quorum che è quello deliberativo, sulla base del quale basta solo un voto in più in ogni caso, anche in caso di affluenza bassa o addirittura bassissima, per far entrare in vigore la riforma nel caso del sì o bocciarla nel caso del no. Entriamo nel dettaglio, perché votare sì? Ma chi vota sì, a mio modo di vedere, lo fa illuso che un semplice 0,007% di risparmio sul bilancio statale, e questo è il calcolo che hanno fatto sul valore del taglio, possa risolvere diciamo tutti i problemi finanziari dello Stato. Insomma, è una pia illusione. E votare no perché? Votare no è molto importante per la tenuta stessa del sistema democratico. Chi vota no lo fa anzitutto per difendere il valore, l'efficacia del proprio voto, per impedire che il proprio voto si inflazioni, perché è evidente, è matematico che nel momento in cui vincesse il sì e i seggi venissero drasticamente diminuiti, per eleggere anche solo un parlamentare servirebbero molti più voti, una cifra elettorale molto più alta, con conseguente diminuzione corrispondente dell'efficacia del singolo voto. È un voto, quello negativo, a difesa dell'organo costituzionale fondamentale, centrale, quello da cui tutti dipendono, il Parlamento. È un modo per conservare in capo a ciascun cittadino elettore la possibilità di incidere in futuro nella vita politica in maniera, si spera, concreta.
è un salvaguardare, un mantenere la propria rappresentanza, che in realtà non andrebbe tagliata, andrebbe aumentata, perché quando nel 1948 vennero fissati i seggi in Costituzione, vi erano circa 40 milioni di elettori, di aventi diritto al voto nel corpo elettorale. Attualmente il corpo elettorale sfiora i 60 milioni di cittadini, i quali sarebbero interessati, se la matematica non è un'opinione, ad aumentare di un terzo i seggi e non certo a diminuirli del 37% di più di un terzo. Chi vota no lo fa per mantenere l'Italia a un tasso accettabile di rappresentanza democratica, perché se vincesse il sì si ritroverebbe la Repubblica Italiana agli ultimi posti in Europa per tasso di rappresentatività democratica effettiva, quando ad esempio stati grandi, membri dell'Unione Europea come ad esempio la Germania, in caso di elevata affluenza, perché là i seggi sono variabili nella Camera bassa, nella sola Camera bassa si ritroverebbero con quasi un numero quasi equivalente di parlamentari rispetto a tutto il nostro intero Parlamento che è bicamerale. Nell'interesse del Friuli, se vincesse il sì, quali sarebbero le ripercussioni in regione? Sarebbero molte, gravi e catastrofiche. Non voglio esagerare, lo stesso statuto speciale che dipende dai voti dei parlamentari, non dimentichiamolo mai, verrebbe messo a rischio. La nostra è una delle regioni più penalizzate in assoluto. Se venisse diminuita la già limitata pattuglia parlamentare eletta in regione, rischieremmo davvero l'autonomia stessa. Ma non solo, anche le zone meno popolate, più deboli, cronicamente in crisi anche quanto a rappresentanza politica, penso alla montagna, verrebbero sostanzialmente tagliate fuori e perderebbero qualsiasi concreta possibilità di mandare a Roma qualcuno. I collegi poi si estenderebbero in maniera abnorme e produrrebbero dei rappresentanti lontanissimi dal territorio, lontanissimi anche dalla sensibilità locale, la geografia, la geopolitica verrebbe stravolta. Le regioni piccole sono purtroppo penalizzate, la nostra lo è in modo particolare anche nel confronto con le altre regioni a statuto speciale dell'arco alpino, che sono riuscite a difendersi molto meglio di noi e verrebbero sovrarappresentate, mentre noi verremmo sottorappresentati in maniera preoccupante. Senza contare che qualora diminuissero le poltrone in maniera così drastica, le segreterie a livello regionale tenderebbero a garantire l'elezione della parte dominante di questa regione duale, favorendo inevitabilmente Trieste, il capoluogo regionale, anche per la sua massa elettorale, una grande concentrazione di voti in un territorio così limitato verrebbe favorita e si accaparrerebbe sostanzialmente le poche poltrone rimaste, tagliando fuori i friulani da qualsiasi rappresentanza. Quindi il 95% del territorio e i 4/5 della popolazione regionale verrebbero sostanzialmente tagliati fuori da qualsiasi rappresentanza politica. Quindi, alla luce di queste conclusioni, votare assolutamente no per anteporre l'interesse del Friuli, la sua rappresentanza, a un risparmio dello 0,007%. Grazie, avvocato Luca Campana. Facciamo girare la voce e votiamo no, grazie a voi.